Solo quando l'ultimo albero sarà abbattuto, l'ultimo fiume avvelenato, l'ultimo pesce pescato, ci renderemo conto che non possiamo mangiare il denaro. E questo è lo spirito dell'incontro svoltosi ieri presso la Biblioteca La Rocca sul tema Terra di fuochi o di cuori, sulla cultura della legalità, dedicato al poliziotto Roberto Mancini, vittima perché aveva indagato sui rifiuti tossici in Campania. L'incontro curato da Maria Ausilia Taibi dell'Associazione Polizia di Stato, sezione di Monreale, e dall'architetto Lo Brutto della regione siciliana ha visto anche la presenza della moglie del poliziotto Monica Mancini. Presente all'iniziativa l'onorevole Claudio Fava, presidente della Commissione regionale antimafia, che ha concluso l'incontro. Ho ritenuto di essere presente anche per partecipare al ricordo di questo poliziotto Roberto Mancini che è morto facendo un lavoro pericoloso, anche se si ritiene che parlare di disastri ambientali, di ecomafia, sia parlare di questioni abbastanza marginali rispetto ai rischi ai quali siamo abituati. Così non è. Sono rischi per la salute, per il territorio, per la qualità della vita, per la vita stessa. Siccome credo che questa sia una emergenza grave e antica della Sicilia e che non basti soltanto reprimere, come oggi si può fare grazie a una legge efficace che nel 2015 ha stabilito una nuova graduazione degli ecoreati, ma occorre prevenire e ripristinare. In questo credo che siamo molto indietro. La Sicilia oggi conta 27.000 abitazioni abusive non sanabili, continua a collezionare tentativi di sanatorie, una delle ultime, forse non è un caso, portava la firma dell'onorevole Ruggirello. Continua ad esserci un tema grave che è la qualità del ciclo di smaltimento dei rifiuti, che in questa terra sembra disegnato a immagine e somiglianza, quasi come un vestito di sartoria, dei grandi padroni delle grandi discariche private. Insomma, molte sono le ragioni per cui occorre capire come intervenire. Abbiamo il 90% dei comuni che insistono su un territorio considerato a rischio idrogeologico. Ritenere che tutto questo possa essere rimesso soltanto alle mani della magistratura e limitarsi a censire gli interventi repressivi mi sembra una scelta abbastanza, come dire, mediocre. Io credo che la politica si debba assumere il compito di dare priorità a questa vertenza. Credo che oggi mettere in sicurezza il territorio sia una grande opera pubblica necessaria in termini di risparmio di costi successivi, di recupero di qualità della vita, di tutela della salute delle persone, e credo che riscrivere le priorità dell'agenda politica sia compito della politica, per cui mi è sembrato importante poter dare qui il mio contributo. Diciamo che da quant'è che la raccolta differenziata in Sicilia ha preso piede e quindi le percentuali sono aumentate, si riscontrano però molti abbandoni di rifiuti, e oggi si parla proprio di questo perché è un reato, quindi illustri relatori come la professoressa Cerami, come il professore Mancini della LUMS di Palermo stanno trattando proprio di questo tema. Voi col vostro assessorato quali azioni cercate di intraprendere per cercare in qualche modo di arginare questo fenomeno? Già da qualche anno si va nelle scuole con un progetto Differenziamoci in concomitanza col MIUR siciliano, e quindi si girano le scuole, si formano i docenti che poi diventano ambasciatori ambientali e formeranno a loro volta gli studenti, i ragazzi, i giovani, in modo tale che questa coscienza ambientale nasca dai più piccoli. Per me è stato un onore, oltre che un piacere, poter organizzare questa giornata con la collaborazione fondamentale della mia associazione, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, con la collaborazione del segretario economo Francesco Amagnino, il presidente Sandro Gaziano, e con l'aiuto fondamentale dell'architetto Lo Brutto. Io ho sempre pensato che fare il poliziotto più che una professione sia una missione. Per tale motivo ho voluto fortemente che questo incontro fosse dedicato al poliziotto Roberto Mancini. Per tali ragioni è stato invitato anche ad intervenire, oltre ad i prestigiosissimi relatori che hanno approfondito varie tematiche ambientali, anche il presidente della Commissione antimafia, l'onorevole Claudio Fava, che interverrà appunto per parlare di ecomafia.
Ecco, quanto è importante oggi un argomento di questi anche nel territorio siciliano, non so, anche ad Agrigento, dove recentemente sono stati effettuati diversi controlli da parte delle forze dell'ordine e trovate numerose discariche abusive. Esatto, è fondamentale innanzitutto parlarne per sollevare il problema, per far capire che non è una cosa secondaria. La mafia non è da sottovalutare le ecomafie, perché da questo ne vale la vita degli esseri umani. Siamo in pericolo se lo sottovalutiamo, motivo per cui penso che fosse fondamentale, insomma, organizzare questa giornata.